con la Croce Rema a braccia aperte, siamo orgogliosi di avere il Presidente qui, stiamo preparando tutto per questa giornata importantissima per Vo. E cosa gli diremo non lo sappiamo ancora, sicuramente l'emozione sarà grande, stiamo lavorando, noi non siamo molto bravi a parlare, ma quando ci mettete a fare qualcosa lo sappiamo fare bene. Il grande palco è quasi ultimato, serie tricolori sul prato, è quasi tutto pronto a Vo per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prossimo 14 settembre. Al lavoro, operativi, il piccolo paese dei Colli Euganei ha dimostrato durante le 2 settimane di zona rossa di essere un comune che non si scoraggia. Lo ha dimostrato mettendosi in fila per fare i tamponi, non una bensì 3 volte, e grazie a questo gesto lo studio sulla diffusione del coronavirus ha fatto passi da gigante. Sia stata anche per il lavoro che abbiamo fatto qui a Vo, che è stato un lavoro diventato poi il modello Veneto, insomma, che ha fatto scuola penso anche a livello mondiale, non solo nazionale, e quindi magari un riconoscimento per lo sforzo che tutti i cittadini hanno fatto, i bambini compresi, per sottoporsi ai tamponi, all'esame sierologico e quant'altro.